La valorizzazione dei beni culturali e storici del territorio è uno degli scopi principali dell'associazione intorno alla RIN, che io rappresento. Nell'ottica di dare sempre maggiore visibilità e fruibilità al nostro patrimonio culturale, con il supporto e il coordinamento dell'Ecomuseo Lisaganis, abbiamo deciso di approfondire la storia dei mulini e delle segherie di Cimolais attraverso un video e con l'applicazione di QR code nei luoghi dove originariamente erano stati costruiti. Ringrazio i nostri testimoni orali Vigia e Antonio Silvio per il loro prezioso contributo a questo nostro lavoro, che ci permette di far conoscere alle future generazioni una parte della loro storia. Grazie mille e buona visione. Siamo davanti alla chiesa di Santa Maria Maggiore, la parrocchiale di Cimolais. I primi documenti che ci parlano di Cimolais risalgono al 762, quando sull'Appennino modenese, a Nonantola, i figli di Pietro duca Longobardo del Friuli donano all'abbazia di Sesto Arreghena, fondata un trentennio prima, il feudo di Tramonti e le ville di Erto, Barcis e appunto Cimolais. Cimolais, che peraltro fu per lungo tempo chiesa matrice per tutta l'Alta Valcellina. Non a caso le parrocchie di Claut e di Erto andranno formandosi solo nel corso del 1600. Dal punto di vista spirituale, la giurisdizione dell'abbazia di Sesto Arreghena continuò fino al 1700 inoltrato. La comunità di villaggio, riunita nella cosiddetta vicinea, doveva all'ente ecclesiastico tutta una serie di dazi, tasse di vario tipo e anche prestazioni lavorative. In cambio poteva godere collettivamente dell'utilizzo dei boschi e dei pascoli. La storia di Cimolais dal punto di vista, politico-amministrativo poi si confonde con quella di quasi tutto il Friuli, quindi abbiamo il passaggio dal Patriarcato di Aquileia alla Serenissima nel 1420 e quindi nel 1797 l'annessione all'Austria e infine nel 1866 il passaggio al Regno d'Italia. Cimolais fu capitale, della forania dell'Alta Valcellina. Cosa possiamo dire riguardo alla sua chiesa? La costruzione che vedete è ottocentesca, è erede di costruzioni molto più antiche delle quali poco sappiamo. Dal famoso dipinto del 1719 che ritrae l'incendio del paese, vediamo come la chiesa fosse leggermente spostata rispetto all'abitato, mentre invece al giorno d'oggi è completamente inglobata in esso. Siamo davanti all'ultimo dei mulini di Cimolais, che ha smesso di funzionare nel 1960 o poco dopo. Lo troviamo attestato attorno al 1850 e i documenti d'archivio ci forniscono una lunga e ingarbugliata storia di compravendite. L'ultima famiglia a gestirlo fu quella Protti. Vediamo alle sue spalle il pendio sul quale passava sostanzialmente la canalizzazione, la canalina che portava l'acqua dal torrente Cimoliana al mulino stesso, permettendo di far muovere i palmenti. I mulini erano attività fondamentali in un paese, anche in un piccolo paese della montagna, in quanto i cereali non crescevano a queste latitudini o crescevano in quantità minime e dovevano essere procurati in pianura. Di solito da Cimolais partivano le donne, partivano con i carretti trainati a mano, a gruppi di 2 o 3, ma anche più numerosi, e si recavano appunto in pianura a barattare. Barattavano un po' di tutto, oggetti in legno, vestiario, ma anche castagne, teniamo ben presente, che andavano a raccogliere nelle valli del Natisone, qui di castagni non ce n'era, e che poi appunto portavano in pianura per scambiarle con il mais o in usura minore con il frumento. In quella emigrazione temporanea tutta particolare e tutta al femminile o quasi esclusivamente al femminile, che era quella delle sedonere, come vengono definite più propriamente in dialetto clautano. Seguivano direttrici ormai consolidate, trasmesse da madre in figlia, e avevano dei luoghi di sosta
stalle fienili per lo più, presso famiglie che volentieri ospitavano queste donne nel loro peregrinare. Con gli stessi carretti ritornavano in paese e si recavano appunto al mulino. In realtà in paese ce n'erano stati altri di mulini. La loro storia si confonde un po' tra le mappe antiche e i pochi documenti che ci sono giunti, oltre a qualche scampolo di memoria orale. Erano attività piccole, commisurate ovviamente al bisogno del paese, e funzionavano grazie all'energia dell'acqua, l'energia idraulica del torrente Cimoliana. Proprio la forza del torrente Cimoliana in caso di alluvioni metteva però a rischio le strutture molitorie. Non è un caso che quello che ci raccontano i documenti sono anche distruzioni piene improvvise che travolgono tutto e costringono a ricostruire da un'altra parte. La maggior parte dell'attività molitoria consisteva appunto nella macinazione del mais. La polenta era l'alimento base dei nostri nonni, e una piccola parte veniva destinata invece al frumento per la panificazione. I mulini erano non solo luoghi di straordinaria importanza economica, perché ovviamente permettevano la sussistenza, l'alimentazione, ma avevano anche un importantissimo ruolo sociale, perché al mulino ci si incontrava e ci si raccontava vicende del paese, ma anche quello che si aveva visto andando fuori. Siamo qui oggi con la signora Luigia Protti, più nota a Cimolais come Vigia de Pierrot, classe 1925, portati molto bene direi. Vigia, sì. Lei è l'ultima, diciamo così, testimone dei mulini di Cimolais. Avevo io il molino io. Intanto che il molino macinava andava. Ma lei macinava o i suoi genitori? No, anche io li aiutavo perché mia mamma era piccolina, anche per tirar su i sacchi, buttarli nella trebbia. In che anno la sua famiglia ha preso in mano il mulino? L'ha presa dal 1932. E una mia zia l'ha preso lei e ha messo dentro mia mamma e mio papà a macinare. Era un mulino, se vedevi cosa era dentro, la pantegane, toppi, un disastro era. Un po' alla volta mio papà era bravo a fare i lavoretti così, hanno messo a posto. E così perché sennò la gente si lamentavano, andavano a Longarone a macinare o a Erto, se non si faceva qualcosa di nuovo, insomma. Ma è vero che durante la guerra avete dato ospitalità anche a dei ragazzi? Sì, ospitalità dei ragazzi tenuti nascosti anche, sì. Cos'era successo quel giorno? E quel giorno lì era stato un rastrellamento dei tedeschi? E allora io venivo su, ero giù dal mulino, venivo su a far spesa, a prendere il pane. Venivo su per la riva e trovo questi due disperati. Venite giù da casa mia che vi nascondo io, ho detto. Forse dicono vengono neanche qui. Io dicevo a mia mamma, va là, mi vieni qui tu adesso. Invece sono arrivati in 4 di loro. Mia mamma parlava il tedesco, ho detto parla col tedesco. Forse erano altetesini magari, no? I tedeschi, ma loro dicevano che erano tedeschi. E li ha portati in cucina allora. Parlando tedesco, lei li hanno distratti un poco, gli ha raccontato dei problemi che ha avuto anche in Germania, anche loro, e così l'abbiamo passata fuori bene, perché sennò... Meno male. Sì, perché bisogna anche capirsi un po' con la gente, no? Sì, anche i tedeschi, anche loro ti dicevano, avevano la famiglia anche loro. Certo. Ma Vigia, il mulino macinava cosa? Mais, frumento, segala? No, macinava grano turco. Grano turco. E dove lo procuravate? Perché a Cimolais di mais ne veniva andava in giro a poco e niente.
si andava, allora con i cucchiai di legno, roba di legno, si andava a vendere, no? E lì si diceva che non dia soldi, che mi dia un po' di biava, perché era fuori la biava. Allora si andava a Sorg in settembre, ottobre, quando era ora di andare a Sorg. In primavera si andava a vendere allora. Vendere i manufatti di legno, i prodotti in legno. E invece quando si andava a Sorg si arrivava con un carico di grano col carretto. E dove andavate? Si cominciava a Maniago e via per le strade sveglie, tutti quei paesini lì ti davano, invece di soldi, ti davano il grano allora. E tutto a piedi? E piedi, sempre a piedi. Col carretto? Col carretto, tirare il carretto. In due ragazze? In tre sempre. Una per parte con la corda e una in mezzo con le corde. Un poco si cambiava. Quanta fatica? Ma eravamo giovani. Giovani, senza piene di vita. Si faceva di quelle cantate via per le tre sveglie. Si partiva di notte per fare tanta strada e si cantava, venivano si vedeva che accendevano la luce. Ma mi racconti un po' chi è che gestiva proprio il mulino? Sua mamma, suo papà? Perché erano anche lavori pesanti, no? Mia mamma, mio papà e anch'io. Ma lavoravate tutti i giorni? Tutti i giorni. Tutti i giorni? Tutti i giorni portavano i sacchi della farina e il grano, perché allora si andava a prendere il grano fuori, no? E ti racconto, si andava con i cucchiai e allora si diceva che non ti dia soldi, che ti dia un po' di grano. E si andava a grano, si arrivava con un quintali. Ma Vigia, quando venivano le alluvioni, che Cimolai sveniva, non dico invaso dalle acque, però insomma Cimoliana faceva un bel po' di disastri. Avevamo l'acqua alta così in cucina, perché è venuta a strabarcare il ponte dietro la mia casa, è venuta dentro per le finestre e ci ha fatto un disastro che mai a noi. Ma invece per le strutture che portavano l'acqua al mulino, le canalette? Veniva giù l'acqua di su, perché qualche volta, perché prima era un altro mulino da poco, ma questo qui avevano messo su che andava a peso l'acqua, la turbina, quando calava l'acqua col mulino non andava, perché andava anche la luce quella volta insieme laggiù. Ma avevate concorrenza? Qui no. No, non funzionava più il mulino, quello lassù? No, quello lassù dove era il mulino, poi la sega anche su di lì. Sì, ma gli altri erano ormai già distrutti da tempo. Sì. E quanti topi c'erano? I topi ben sì. I topi, mi sono messa una volta nel sacco di aiuto per andare a dormire, che non mi vengono su per la testa. E dopo il suo ultimo mestiere, che è quello che poi ha fatto per tutta la vita, invece qual è stato? Barista. La barista. Grazie Vigia! Grazie mille, grazie. Non so se ho parlato bene o ho parlato male, perché... È tutta verità, allora. La verità? È tutta verità. Sì. Nina, vegni do dal mulin con me? Un cuoi mio me mi pare ia da Masenel Sorg, che le ha portato su ti Agna Maria e la memò Teresa. Alle belve del Sorg che diventa farina, la roda che la gira lega della Timoliana in la ruoia. Do dal mulin la dent, la se ferma ciacolè, i conta abitante fendonie. Le femmine le parla dei post che la vedù, quando le dieva a vende la roba de lei, in giro per al mondo. Ma me piace di mio mata mese la farina e quando sarei più grande la aiuterei agna mese nel Sorg. Dai, Dion! Ci troviamo in quella che nelle mappe viene definita area del mulino Protti Dionisio, dal nome probabilmente dell'ultimo proprietario.
Un mulino che andrò distrutto nel 1928 da una delle piene del torrente Cimoliana, dopo che già nell'Ottocento era stato ricostruito, sempre a motivo di questi fenomeni naturali intensi. Sono rimasti in piedi alcuni pezzi delle mura perimetrali e 2 macine. Ricordiamo che anche le macine erano prodotte a chilometro zero, se vogliamo così dire, in quanto venivano estratte da una cava nelle vicinanze del paese. Le macine ovviamente sono il simbolo dei mulini, le ritroviamo anche in molti altri casi come simbologia stessa dell'attività molitoria. Senza di esse infatti non si può macinare. Teniamo presente che in passato, fino all'introduzione dei moderni, odierni rulli in acciaio, si parlava di bassa macinazione, ovvero lo sfarinato prodotto era piuttosto grezzo, piuttosto ruvido e si operava a temperature molto più basse di quelle attuali. Il prodotto finito andava poi setacciato prima di essere utilizzato. La gran parte del macinato proveniva dal mais, base dell'alimentazione dei nostri vecchi, una piccola parte era destinata invece alla panificazione. C'erano a Cimolais, in epoche nemmeno tanto lontane, ben 2 forni che producevano un rinomato pane. Siamo quasi all'imbocco della Val Cimoliana, poco a nord dell'abitato, ed è interessante vedere da quello che resta, non tanto nella memoria purtroppo, ma dalle fonti d'archivio e soprattutto dalle mappe, constatare come in passato a Cimolais ci fossero stati parecchi mulini, la cui storia si perde purtroppo nella notte dei tempi, più volte distrutti dalle piene, ricostruiti in altri luoghi. Le mappe sì, ci danno un quadro d'insieme, ma non una visione precisa. E abbiamo però conservata nella chiesa parrocchiale un'opera datata dagli ultimi studi 1719 che documenta uno dei terribili incendi che devastarono l'abitato tra il 1600 e il 1700. E quest'opera è interessante non solo perché ci fornisce uno spaccato di questo evento drammatico. Ricordiamo che all'epoca le abitazioni, gli edifici erano costruiti prevalentemente in legno e quindi facilmente gli incendi si propagavano, ma anche perché in qualche misura ci dà una fotografia del paese, e in questo dipinto appunto troviamo raffigurati ben 2 mulini. La loro collocazione esatta è difficile da stabilire, chiaramente, anche le scale non sono così semplici da calcolare. Potrebbe essere questo? Potrebbe essere un mulino più a monte? Non lo sappiamo. In ogni caso c'è una continuità storica dell'attività molitoria a Cimolais, che è testimoniata peraltro anche dai toponimi. Esiste infatti nelle vicinanze del paese una località detta Molinat, quindi mulinaccio. Forse un altro mulino andato distrutto? La storia dei mulini finisce un po' qui, se vogliamo, o meglio continua col mulino che oggi viene detto il mulino Proti o il mulino della Vigia, dal nome dell'ultima donna, dell'ultima persona che con la farina a Cimolais ha lavorato. Ci troviamo qui sul luogo dove sorgeva la vecchia segheria di Cimolais, dismessa definitivamente nel 1960 o poco dopo. La segheria, in un'economia di sussistenza come quella di un piccolo paese montano, era ovviamente un opificio di fondamentale importanza, perché consentiva di lavorare in loco ricavato in legna dei boschi circostanti. Nel caso nostro la legna giungeva dalla vicina Val Cimoliana, da dove veniva trasportata a valle con i muli e veniva quindi lavorata in questo luogo. La ruota purtroppo oggi non ha più un ruolo effettivo, è rimasta però a simbolo di questo importante sito. Un sistema che poi era quello di tutte le cosiddette segherie veneziane, permetteva di azionare con lo stesso albero mosso dalle acque sia la sega verticale che il carrello, il quale trasportava i tronchi e si muoveva in orizzontale. Era un lavoro non semplice, veniva fatto da mestieranti ovviamente, che in caso di necessità si servivano anche di manodopera esterna. È interessantissimo
per la storia non solo di questa attività ma della comunità di Cimolais tutta, quello che c'è rimasto delle cosiddette polisse di sega, ovvero dei registri della segheria compilati da uno dei proprietari della segheria stessa e che ci illustra i prodotti che uscivano da questo opificio, quindi tole, toloni, cioè tavole, grandi tavole per l'edilizia, fili, brege, cioè tavole di dimensioni più piccole e via discorrendo. Ed è interessante anche perché questi registri ci raccontano anche di un'altra attività di quest'uomo, di questo Giuseppe Bressa, che non era solo coproprietario della segheria ma anche falegname. E qui abbiamo veramente uno spaccato di vita vissuta grazie alla minuziosa rendicontazione di tutti i beni che produceva e che poi vendeva o barattava con i suoi compaesani. Quindi abbiamo letti, lettini, che venivano chiamati cocette nel caso specifico, ma anche una tolla per asciugare il pane, cioè una tavola dove veniva disposto il pane dopo l'infornata, e altri piccoli oggetti di uso comune. Dicevo, non sempre pagati in denaro, la liquidità all'epoca non era così semplice da avere, ma anche con prestazioni di manodopera. Abbiamo quindi ad esempio testimonianze di uomini che per saldare un debito per un acquisto fatto da questo falegname venivano a lavorare qui o un poco più in su, a pulire magari le canaline che conducevano l'acqua alla segheria, che nel caso di alluvioni o comunque di piogge particolarmente intense si riempivano di ghiaia e non permettevano quindi il proseguio dell'attività lavorativa. Siamo qui con il signor Antonio Protti Ciu e la sua signora Antonia. Il signor Antonio ci racconterà qualcosa della segheria di Cimolais che ha funzionato sostanzialmente fino all'ultimo dopoguerra. Cosa ci può raccontare in merito, signor Antonio? Posso raccontare che ho lavorato nella segheria che avevo 15 anni in tempo di guerra per i tedeschi. Col mio caro papà si faceva 2 turni, uno dalle 6 alle 2 e dalle 2 alle 10. E poi dopo, il 25 aprile, finita la guerra, allora si lavorava per i privati qui di Cimolais. Si faceva scurette da 15, da 25 le tavole, si faceva i tavoloni da 4, da 40, tavoloni da 50 e si faceva le cantinere che a quei tempi usavano sul tetti perché mettevano i copi 6x4. 6 e 4 intendiamo lo spessore. Sì, lo spessore. Quello che tu facevi per i tedeschi? Sì, ma l'ho pur detto che avevamo lavorato per i tedeschi, no? E poi dopo sono cambiati i tempi, il lavoro non c'era più e la segheria è andata così un po' abbandonata e così via. Ma era di proprietà di suo papà, di più proprietari? Eravamo 3 proprietari, mio papà e altri 2 cugini. Ma la legna ovviamente veniva dalla Val Cimoliana, era legna portata giù. Tutta qui tagliata nella valle. Tagliavano i privati qualche partita per le famiglie così, no? Per uso sempre famiglia, per fare i lavori, i solai, i cantinelli e così, e cioè quello che gli ho detto prima, no? Che tipologia di legname usavate? Abeti? L'arice e abete bianco. Ah, l'abete bianco. Sì, abete bianco, sì. Veniva portata coi muli, che erano 3 coppie di muli qui col cari, partivano in valle e le portavano lì nella segheria e poi dopo ho cambiato i tempi, sono venute le macchine e così via. La presa, diciamo, della canalizzazione che portava l'acqua alla segheria, sì. Dov'era di preciso? Era lì, quasi arrivava nella località Compol e lì era la presa che era anche facile, non era come oggi che diciamo letto della Cimoliana si è sbassato un po', no? A quei tempi lì si faceva tutto a mano,
con la pala al picco e così si tagliava delle frasche, si faceva dei fasci, si metteva giù con un po' di sabbia così e si portava l'acqua nella canaletta dove che serviva per fare andare la sega. E nel caso di piene, di alluvioni che portavano di piene via? si aveva, sì, allora qua era un po' difficile così. Si aveva lo scarico e allora si chiudeva di una parte e andava fuori nella Cimoliana, in modo di non danneggiare. Si ricorda se venivano anche persone dagli altri paesi a comprare tavole, a rifornirsi di materiale? Sì, venivano da Erto a portare il legname, qualche partita di legname, se lo segava come qui a Cimolais, insomma. E loro venivano con le macchine, portavano il legname, poi venivano a prendersi la merce, tavole o quello che era, e se lo portavano lì. Il lavoro che facevate, diciamo, all'epoca in cui ovviamente lei può ricordare, era pagato in denaro oppure con una quantità di legname, con manodopera? Era pagato in contanti, con i soldi. Contanti. Però ai tempi più vecchi facevano, come ha detto lei adesso, si scambiavano magari. Qualcuno andavano a dare una mano a sistemare un po' la roggia, così, quando veniva le piene, si scambiavano così, ecco, diciamo. Di solito quali erano i mesi con più lavoro e quelli con meno? Beh, diciamo più l'inverno. Più lavoro d'inverno? Sì, perché magari l'estate, magari anche il papà avevano le mucche, e non poteva essere magari tutti i mesi lì. E la velocità come era determinata? La velocità? Beh, era una ruota diciamo, non so, 50-60 centimetri. E con la stessa spinta, diciamo, del telaio, la spingeva la ruota che era una catena di ferro attaccata in un palo fisso su in cima alla segheria. E lì piano piano questa ruota, come lavorava il telaio, lavorava anche la ruota. Anche di notte lavorava? Sì, ma sempre 2 turni. 2 turni. Dalle 6 alle 2 e dalle 2 alle 10. E il tedesco era lì, il tedesco con la sua arma in spalla, e lui guardava solo così, ogni tanto diceva qua comandare io. Qua comandare io. Il tempo dei partigiani qui hanno buttato giù il ponte del Colombert. Quando sono rientrati, che hanno fatto il loro rastrellamento in ottobre, il 17 ottobre, i tedeschi hanno dato l'ordine di fare entro 48 ore il ponte, sulle corde metalliche e con i tavoloni. E allora qui era il podestà, qua, da Cimolais, è venuto, che mi ricordo, è venuto in casa mia, e gli ha detto al papà: guarda, devi lavorare giorno e notte perché qui è un ordine preciso. I tedeschi hanno detto che entro 48 ore doveva essere il ponte completato. E allora il mio papà ha lavorato giorno e notte. Si è mai verificato qualche incidente, Beh, incidenti anche, sì, anche questa cosa qui. Perché allora, siccome che facevano 2 turni, allora avevano preso un segantino da Lungarone qua, no? Era veramente di mestiere, non era uno così che si adattava, aveva un mestiere. Ogni tanto si ungevano i cilindri con l'olio, no? Si ungeva i cilindri con l'olio, prima sopra e poi sotto, erano le scale che si andava giù. Eravamo lì, io e questo qua mio cugino, che si metteva nei sacchi la segatura. Allora questo qui, si vede che lui è andato dentro con la testa fra il telaio e il carro sopra, no? Allora il telaio si è alzato di colpo e aveva la testa fra il telaio e il carro. Lui non aveva più neanche non poteva più
non poteva chiamare o così, no? Finché lui, Dio, ho visto così, che ha visto anche la morte, perché un caso così è stato un miracolo, perché se va su di più rischiate la testa, Un altro paio di domande sul mulino, quello vecchio. Il mulino è stato portato via dall'acqua, dalla piena, nel 1928 e io sono nato il 29, non mi ricordo. Ok. Ma però che macinava la farina era mia nonna, ma non era solo proprietaria lei, erano in tre, erano i tempi così, e loro facevano magari una settimana per ciascuno a macinare, così e così, insomma. Era la miseria, con tanti sacrifici, però era anche bello. Io oggi non manca niente, forse è anche troppo, forse, però non è bello come era. Signor Antonio, ci può descrivere cosa rappresenta questa foto? Allora questa foto qui rappresenta il dietro della segheria. Il davanti è quella che ha visto prima lì sull'altra foto, che c'è il caro mio papà. Qui posso dirle che qui è la canaletta dell'acqua, qui c'è la cascata, qui c'è l'albero di trasmissione che va dentro poi nell'interno della segheria sotto, che è dove che fa movimento per il telaio, no? Perché è un braccio che faceva così, no? Faceva il movimento così. Quando che la segheria era attiva, allora questo portello qui era su come lo vedi adesso, sì, no? Quando che si prendeva l'acqua dall'albero, allora questo portello qua faceva così. E pescava l'acqua qui e scendeva qui, allora faceva il salto qui. E qui? Il tetto in scandolo? Sì, il tetto di scandolo qui era un po' più piccolo che serviva per mettere dentro gli aggeggi e così, no, questa roba qua.